Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione d'ascolto, 23:03 di lunedì 15 marzo 2021, ultima edizione della nostra pagina informativa con l'audio video giornale. Partiamo subito con un servizio in merito alla situazione Covid-19. Vicegovernatore Riccardi, oggi viene presentata una soluzione innovativa per quanto riguarda il test salivare. È una rivoluzione soprattutto dal punto di vista organizzativo, perché tenere in bocca un paio di minuti un batuffolo di cotone è una cosa diversa che fare un tampone con la sua invasività, con la sua organizzazione, con la prenotazione e soprattutto anche nei confronti delle persone vulnerabili, dei bambini. Quindi sicuramente è una rivoluzione alla quale noi abbiamo sempre creduto, ci abbiamo lavorato in silenzio da tempo. Oggi le prestazioni confermano che c'è un'affidabilità molto importante, quindi noi utilizzeremo questa cosa, lo cominceremo a fare gradualmente, ma crediamo che sia il fronte di quel futuro del fai da te, che il cittadino a casa si prende il suo tampone, lo mette in bocca ed è in grado di farlo processare senza dover fare tutte le trafile che abbiamo visto nel corso di questi mesi. Parliamo di vaccini. Ieri il comandante generale Famigliulo ha parlato all'Aria che tira, ha detto chiaramente vaccinare presto, vaccinare anche chi passa là vicino, magari si avanzano dosi, è uno sblocco ulteriore, è un'ulteriore accelerazione. Io credo che l'approccio sia quello giusto, d'altronde Israele ci insegna da questo punto di vista. Poi il problema è, ritorniamo sempre alla disponibilità delle dosi. Questo è un collo di bottiglia che sembra aprirsi e quindi noi guardiamo con grande favore a questo. L'obiettivo dei 500.000 vaccini al giorno nel Paese significa più o meno 10.000 vaccini in questa regione e noi ci stiamo organizzando perché questo possa avvenire. Mi pare, insomma, i dati sono evidenti del grande lavoro che stiamo facendo, stiamo continuando a lavorare su questo e procederemo. I sindacati hanno lanciato un allarme sul personale e disponibilità, probabilmente l'avrà letto, in particolare in certe strutture sanitarie, Udine e Palmanova, quelle del Friuli. Avete deciso di ridurre l'attività, programmata per poter usare il personale. La situazione è seria, del resto la zona rossa lo testimonia. Ma queste sono Io ringrazio il sindacato perché ha posto il problema in maniera molto serio. E quindi quando il sindacato si pone in maniera seria diventa prezioso e quindi li voglio ringraziare prima di tutto per il modo con il quale hanno posto dei problemi che condividiamo, tanto è vero che già il giorno prima noi avevamo deciso di fare queste manovre. Le manovre ormai riguardano una gestione unitaria del sistema ospedaliero, perché abbiamo delle aree che sono più soggette a delle pressioni, mentre altre sono più alleggerite. Si sta rivedendo sostanzialmente l'opposto di quello che è accaduto nella prima fase.
È chiaro che c'è la necessità di ridurre fino a chiudere l'attività differibile per concentrarci su questo. È anche vero che continuiamo a dire che manca il personale, noi siamo perfettamente d'accordo, il problema è che non c'è una scarsa volontà delle aziende di assumere il personale, il problema è che il personale non lo troviamo. Questo è figlio di storie, di errori che secondo me negli anni, andando molto indietro, sono stati fatti e credo che si debba fare tesoro di questo. Quindi abbiamo ancora questo periodo che io considero il periodo più difficile, perché le mutazioni e le varianti sono all'origine dell'andamento del contagio come lo registriamo ed è evidente che dobbiamo fronteggiare questa cosa con la fatica di un anno alle spalle. Però dobbiamo farcela e io sono convinto che anche in questa cosa noi ce la faremo. Per almeno 2 settimane anche la maggior parte degli studenti del Friuli Venezia Giulia ritornerà al 100% a seguire le lezioni da casa, inclusi gli alunni delle primarie. L'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia interviene per indicare alcuni orientamenti che possono essere seguiti dai genitori e dagli alunni dei più piccoli. Innanzitutto è opportuno evitare di contrapporre in un momento di emergenza come questo la scuola in presenza e la scuola a distanza. Ovvio che le due modalità didattiche non sono sovrapponibili, ma attenzione a non alimentare battaglie le cui conseguenze finiscono per scaricarsi sui figli che invece necessitano di essere aiutati ed affiancati in un clima più sereno possibile e senza lotte. Lo ha dichiarato il presidente dell'ordine Roberto Calvani. E adesso restiamo sempre in tema del Covid, ma passiamo al discorso relativo all'associazione allevatori, perché nel corso della prima ondata sono stati classificati tra le attività essenziali in quanto tali non hanno mai smesso di lavorare, restando in prima linea all'origine della filiera che ha portato sulle tavole delle famiglie chiuse in casa, causa lockdown, latte, carne e loro derivati. Oggi chiedono di non essere dimenticati. Gli allevatori hanno svolto e stanno svolgendo un ruolo di primo piano, ma nessuno si cura di noi. Lo dichiara il presidente dell'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia, Renzo Olivoni. Ai ringraziamenti e alle belle parole credo sia arrivato il momento di far seguire i fatti. Su tutti uno, la vaccinazione. E adesso ci trasferiamo a Trieste per una notizia sempre in merito alla regione. L'inaugurazione di oggi dimostra che la pubblica amministrazione riesca nelle proprie finalità, raggiungendo gli obiettivi nonostante le difficoltà burocratiche. Questo è un momento importante non solo per la città di Trieste, ma per tutto il Friuli Venezia Giulia, che deve cogliere l'opportunità dettata dalle risorse del Recovery Plan e dell'Europa, fiducia nel futuro anche da un tassello come questo. Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli, che ha portato i saluti della giunta Fedriga, intervenendo in modalità virtuale al taglio del nastro dell'Urban Center delle imprese di Corso Cavour a Trieste. Si tratta di un progetto finanziato anche con 4,5 milioni di fondi europei nell'ambito dell'asse 4 del programma operativo regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-20 della Regione Friuli Venezia Giulia. E adesso ci spostiamo a Udine, in via Baldasseria per la precisione. Finalmente è stata rimossa la recinzione dell'area antistante la scuola Alberti di via Baldasseria Media. Andiamo così a risolvere una questione che si protraeva da anni e danno dei cittadini e dei genitori che ogni giorno portano i propri figli al complesso scolastico. Lo ha annunciato il vice sindaco e assessore alla mobilità di Udine Loris Michelini. La ditta, proseguito Michelini, ha accettato di procedere alle cessioni dell'area che è stata finalmente formalizzata rimuovendo la recinzione. L'amministrazione comunale, di contro, ha accettato di farsi carico delle spese e delle imposte conseguenti all'atto di trasferimento degli immobili e di ricevere le particelle nello stato in cui attualmente si trovano, rinunciando a titolo conciliativo a qualunque pretesa di identità per il mancato utilizzo della superficie a seguito della recinzione.
Andiamo a Gorizia per una bella notizia che ci è appena giunta in redazione, perché a Demetrio Volcic il premio Patroni di Gorizia 2021, riconoscimento delle associazioni Vizzari e Lipizer, encomio medici e infermieri dell'ospedale di Gorizia. Quest'anno festeggerà i 90 anni, ma le sue cronache dal mondo, in particolare da Mosca, rimarranno indimenticabili. Parliamo del giornalista Demetrio Volcic, vincitore dell'edizione 2021 del premio Sant'Ilario e Tiziano, città di Gorizia. A renderlo noto è stato il sindaco Rodolfo Ziberna, che fa parte della commissione aggiudicatrice, come i rappresentanti di Curia, Parrocchia, del Duomo, Fondazione Carico, della Camera di Commercio e del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario. Ulteriori riconoscimenti sono stati assegnati, come ormai da tradizione, alle associazioni Rosario Vizzari, che quest'anno compie i primi 20 anni di attività, e maestro Rodolfo Lipizer, in occasione della 40ª edizione del concorso internazionale di violino. Un encomio speciale inoltre è stato assegnato a tutto il personale dell'ospedale di Gorizia per il difficile lavoro svolto in oltre un anno di emergenza sanitaria da Covid-19. Le premiazioni saranno effettuate il prossimo 4 ottobre. Apriamo la pagina sportiva, Serie B in campo nel turno infrasettimanale. Il Pordenone va a visita alla capolista Empoli. Dopo le ultime prestazioni più grigie che neroverdi, ai Ramarri tifosi e simpatizzanti chiedono l'impresa. Un pareggio sarebbe già un successo, i 3 punti significherebbero, oltre alla vittoria, la ripresa morale e che la palla è sempre rotonda. Fischio d'inizio alle ore 19. Adesso parliamo di atletica leggera, anche qui una bella notizia che ci è giunta in redazione per dire che miglior prestazione italiana e 4 titoli per Niver Fozer, la portacolori della nuova atletica del Friuli, classe 1930, che lo scorso fine settimana a Viterbo ha spiccato ai campionati di lanci invernali master. Miglior prestazione italiana e primo gradino del podio nel martello maniglia corta, 6,51 metri, e oro nel disco, 9,32 metri, giavellotto, 8,15 metri e martello, 13,04. Un atleta formidabile, se non incredibile, se si pensa che il suo primo tesseramento FIDAL risale al 1949 ed era ancora presente nelle classifiche regionali assolute del Friuli Venezia Giulia per essere stata la prima nel 1959 a scendere sotto il minuto, 59 secondi e 7 decimi, sui 400 metri. Considerando il periodo particolare, risulta ancora più significativa la sua presenza a Viterbo per un appuntamento annuale a cui, seguito della vaccinazione, Nives non è voluta mancare neanche questa stagione. Se la FIDAL confermerà l'appuntamento nel fine settimana, Nives scenderà in pedana ad Ancona in occasione dei campionati italiani master. E chiaramente a Niver Fozer i migliori auguri di proseguimento in pedana. Con questa notizia chiudiamo qui la nostra edizione odierna delle finestre informative di friulitv.net, 23:14 per chi ci guarda in diretta e ci ascolta. Non resta che augurare a tutti voi la buonanotte. Prossimo appuntamento domani mattina 16 marzo, ore 9:59 esatti. Grazie ancora per la visione all'ascolto. Buonanotte. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Collio e Quay. Sono Claudia Zano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana?
Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.